motivo di lustro per il nostro paese. Poi sentire la musica tra queste pietre, tra queste mura, io penso che sia un'emozione particolare. La realizzazione di queste serate, io penso che sia qualcosa veramente che ci porta in alto. Musica, castello, storia, gioventù, perché no? Sapere, conoscenza, cultura. Viva Adrano! Qui stasera ci sono delle forze, e io li chiamo così perché sono forze del territorio, che da Adrano hanno avuto il riverbero dei paesi limitrofi, un territorio che si sta sempre più distinguendo per quello che di fatto è una rivisitazione della propria storia, è un legame. Quelle reti di cultura che io chiamo, perché è fortemente legata a reti di fiume, che sono quei rigagnoli che, alimentati dallo spirito giovane, daranno una prospettiva di un futuro che sono certa, perché inguaribile e ottimista, Adrano, come tutta la Valle del Sineto, avrà a cominciare proprio dalla cultura.